Benvenuti. Oggi vedremo un documentario della serie dedicata ai protagonisti della storia tedesca. E il personaggio di oggi è Albrecht von Wallenstein, un condottiero della guerra dei 30 anni. Per i tedeschi Wallenstein non è soltanto un personaggio storico, ma è anche un eroe letterario, perché a lui Schiller ha dedicato una famosissima trilogia teatrale. Nelle tragedie di Schiller, Wallenstein incarna il dramma del potere, dell'ambizione e del tradimento. È il capo carismatico, adorato dai suoi uomini, che arrivato al culmine del successo si accorge che il successo e il potere non durano. Wallenstein si convince che l'imperatore vuole liberarsi di lui, decide di tradirlo e invece lui stesso viene tradito dai suoi amici. È un tema eterno questo del potere e del tradimento, da Shakespeare fino a House of Cards. Qui però per i tedeschi c'è qualcosa di più, perché lo sfondo è il momento più tragico della storia tedesca, almeno fino alla Seconda Guerra Mondiale, e cioè la guerra dei 30 anni. Fuoco! La guerra dei 30 anni è l'ultima guerra di religione in Europa. Il tentativo degli Asburgo cattolici di riconquistare la Germania protestante e di costringere tutti i protestanti a tornare al cattolicesimo, oppure sterminarli. È anche l'ultima grande guerra combattuta da eserciti di mercenari. Proprio durante la guerra dei 30 anni i sovrani europei si rendono conto che i mercenari costano troppo e sono troppo pericolosi. Infatti di lì a poco verranno poi inventati gli eserciti permanenti. Il sistema dei mercenari era stato inventato nel Rinascimento italiano dai condottieri e all'epoca di Wallenstein era diventato un sistema perfetto, imprenditoriale. Ecco, Wallenstein è un imprenditore di un tipo molto particolare, fornisce come merce soldati. Non è che l'imperatore nomina Wallenstein comandante del suo esercito. L'esercito appartiene a Wallenstein, che lo affitta all'imperatore. Per fare questo mestiere ci vuole, carisma, bisogna essere famosi, avere una rete di relazioni, molti amici importanti che possono reclutare soldati, ognuno nella sua zona. È importante il marchio. Bisogna che i soldati sappiano che si arruolano con un comandante fortunato, abituato a vincere e che paga bene. Poi alla fine chi paga le spese è l'imperatore e molti soldi rimangono in tasca all'imprenditore. Wallenstein diventa uno degli uomini più ricchi d'Europa. Wallenstein, vostra grazia, mio nuovo duca di Meclemburgo. Copritevi il capo. Onore a chi merita onore. Abbiamo detto che Wallenstein è un personaggio centrale della storia e della cultura tedesca. In realtà Wallenstein sarebbe un personaggio di statura europea. Alla sua epoca non è che la nazionalità fosse così importante, ovviamente c'erano le identità nazionali, ma quello era un mondo internazionale, specialmente l'impero degli Asburgo, che non era affatto l'antenato della Germania attuale. Lo stesso Wallenstein era mezzo tedesco e mezzo boemo, ceco diremmo oggi, e anzi da bambino la sua lingua materna era il ceco. Solo da studente ha imparato il tedesco, ma per tutta la vita ha continuato a bestemmiare in ceco. Era un mondo internazionale. Wallenstein ha studiato a Bologna, a Padova, parlava italiano, spagnolo, latino. Solo che le nostre culture nazionali si sono formate in un'epoca in cui sembrava invece che l'orizzonte nazionale fosse tutto. E così Wallenstein, da personaggio europeo, è diventato un personaggio tedesco. Noi italiani lo conosciamo poco. Questa forse è una buona occasione per imparare a conoscerlo meglio. Buona visione. In mezzo a una feroce guerra di religione che vede opposti cattolici e protestanti, c'è un uomo che, per conto dell'imperatore, deve sconfiggere i sostenitori di Lutero, il generale Albrecht von Wallenstein. I tedeschi sono uniti da un destino comune
Eppure le loro terre diventano un campo di battaglia, un territorio conteso da diverse potenze europee. È una guerra devastante, come mai ne sono state combattute in Europa. Costerà milioni di vite umane e distruggerà l'impero. Intere generazioni conosceranno soltanto morte e sofferenza. Datemi qualcosa per i miei figli, sono povera! Una sola persona trae profitto da questa guerra: il generale Albrecht von Wallenstein. Come generale dell'esercito imperiale, Wallenstein si è conquistato fama e ricchezza. Ora però il commercio delle armi e dei mercenari si è ridotto. Halt! E anche lui è stanco della guerra. Lasciatela. Dov'è tuo marito? È caduto in guerra, è caduto sul campo di battaglia. Non posso restituirtelo. Grazie, mio signore, molte grazie, che Dio la benedica. Grazie, grazie, grazie. Forse a te porterà più fortuna. Proseguiamo. La guerra per la fede, il potere e il denaro continuerà ancora per molti anni. Praga, la sera prima dello scoppio della guerra dei 30 anni. La capitale della Boemia sta per diventare il centro del conflitto tra le confessioni. La maggioranza della popolazione di fede protestante è governata da un re cattolico. Nel Sacro Romano Impero della nazione germanica, all'inizio del XVII secolo, i sovrani territoriali non potevano decidere il credo dei loro sudditi. Invece è proprio questo che intende fare il re cattolico con la popolazione boema in maggioranza protestante. Quando viene nominato re di Boemia, Ferdinando II d'Asburgo deve assicurare alla popolazione protestante la libertà di culto. Il re fervente cattolico decide invece di ignorare quel patto. Dalla residenza di Vienna impartisce ordini ai suoi consiglieri a Praga. Tra le mura del castello si inizia a tramare per riportare la Boemia al cattolicesimo. I consiglieri del re Ferdinando consentono l'abbattimento delle chiese protestanti. Per i rappresentanti di quella fede si tratta di una violazione alla libertà di culto e di un vero e proprio affronto. Una delegazione protestante marcia alla volta del castello. Fabricius, andate a vedere che cosa succede. I governatori imperiali non immaginano che cosa li aspetta. Che cosa volete? Traditori, offendete il nostro credo. E i nostri diritti. Gli eretici non hanno diritti. Continuate pure. Vi chiuderemo noi la bocca, maledetti sbruffoni. Bastardi senza fede, Per amor lasciatemi! del cielo, non vi abbiamo fatto niente. Andate al diavolo. Dannati papisti, procedete. Lasciatemi! I protestanti lanciano i consiglieri del sovrano cattolico fuori dalle finestre del castello. Anche se non ci sono vittime, la cosiddetta defenestrazione di Praga innesca una spirale di violenza. Quella che è nata come una protesta civile contro la politica di re Ferdinando, a Vienna viene denunciata dalla propaganda cattolica come un atto di brutalità. Il fatto che i consiglieri siano sopravvissuti alla caduta verrà interpretato dai cattolici come un segno della grazia divina.
La notizia della defenestrazione di Praga giunge al governo di Vienna del tutto inaspettata. Si sa dell'esistenza di fazioni protestanti radicali, ma nessuno aveva previsto che potessero giungere a una tale determinazione, che sarebbero arrivati a un'azione tanto violenta. Dopo la defenestrazione di Praga, i boemi destituiscono re Ferdinando d'Asburgo e nominano al suo posto il protestante Federico V, elettore palatino, che diventa l'antiré. Intanto Ferdinando II, diventato anche imperatore del Sacro Romano Impero, cerca degli alleati. Tra questi ci sono il duca Massimiliano I di Baviera, la mente militare dei cattolici, e un nobile cattolico boemo di rango inferiore, Albrecht von Wallenstein. Anche la Spagna, governata dalla dinastia degli Asburgo, invia delle truppe a sostegno di Ferdinando. Nel novembre 1620 la coalizione guidata dall'imperatore combatte contro i protestanti boemi alle porte di Praga e vince la battaglia della Montagna Bianca. I protestanti vengono cacciati e la Boemia torna ad essere cattolica. L'antiré dei boemi, Federico V, elettore del Palatinato, viene destituito. Il suo elettorato, con il diritto di eleggere l'imperatore, è concesso come ricompensa a Massimiliano I di Baviera. Gli alleati di Ferdinando, però, continuano a fomentare la guerra per imporre nuovamente la fede cattolica nell'impero e per aumentare l'influenza dell'imperatore nel regno. Cambiano così gli equilibri di potere sul suolo tedesco. La Boemia e il Palatinato, ormai in mano ai cattolici, avanzano verso nord. Ben presto, però, incontrano l'opposizione dei paesi europei confinanti. Il re protestante di Danimarca teme di perdere il dominio nell'area del Baltico e dichiara guerra all'imperatore Ferdinando II. La notizia dell'ingresso in guerra dei danesi si diffonde rapidamente e giunge fino a Vienna. La notizia arriva anche a Hofburg, la residenza dell'imperatore Ferdinando, dove si sta cercando una risposta alla grave minaccia proveniente da nord. L'avanzata dei danesi non si può fermare senza l'ausilio di altre truppe e armi, mezzi di cui l'imperatore non dispone. Maestà imperiale, il re di Danimarca avanza con 20.000 uomini diretto verso sud. Dobbiamo fermarli! Ma, vostra maestà, non abbiamo denaro per radunare nuove truppe. L'imperatore è perplesso. Come può continuare la sua battaglia per il potere e per la fede? Lasciate che me ne occupi io, maestà. Wallenstein sorprende l'imperatore. In breve tempo vi metterò a disposizione 50.000 uomini. Wallenstein, vi prendo volentieri in parola. Ma come pensate di mantenere 50.000 soldati sul campo? 50.000 sono più facili da mantenere di 20.000, vostra maestà. Con Wallenstein ha inizio un modo nuovo di condurre la guerra. Questo dovete spiegarmelo. Vi ascolto. I territori occupati pagheranno i soldati. Più grandi saranno le armate, più denaro riusciremo a procurarci. È una formula che apre le porte alla guerra totale e a Wallenstein quelle di una grande carriera. Dopo la sua apparizione a Vienna, Wallenstein diventa generale dell'armata imperiale. Da nobile boemo di basso rango, si ritrova allo stesso livello dei principi del regno. Ottenute ampie deleghe dall'imperatore, Wallenstein inizia subito con l'arruolamento delle truppe. I soldi che anticipa di tasca propria intende recuperarli dai territori conquistati in guerra. Un calcolo senza scrupoli. Investe in molti soldati e molte armi. Nel corso della guerra dei 30 anni, i materiali bellici cambiano radicalmente. Le armature di ferro non forniscono più protezione sufficiente sul campo di battaglia. Cresce l'importanza delle armi da fuoco. I moschetti sono ancora poco agili, imprecisi e di difficile utilizzo.
I disegni aiutano i mercenari nella comprensione delle istruzioni. Il caricamento inizia con l'introduzione della polvere da sparo, poi viene spinta nella canna una sfera e inserita la miccia. Lo sparo di un unico fucile ha poco effetto. L'avversario dovrà essere colpito da un'intera salve. Dalla forza d'impatto delle nuove armi trae profitto anche il finanziatore della guerra. Wallenstein non solo perfeziona il modo di condurre la guerra, ma aumenta anche i profitti ottenuti con la guerra a danno dei contadini, degli artigiani, dei commercianti, dei cittadini, che devono fornire a lui e alle sue truppe supporto logistico e vettovaglie, e devono perfino provvedere al compenso dei soldati, seguendo fedelmente il suo motto: la guerra alimenta la guerra. 50.000 soldati attraversano la Germania settentrionale. Il generale e il suo esercito non lasciano alla popolazione quasi nulla di cui vivere. Molti contadini con le loro famiglie si uniscono per disperazione alle file dei mercenari, per sfuggire alla fame e alla miseria. Wallenstein non ha dunque bisogno di richiedere soldati di rincalzo. La sua macchina da guerra si impossessa dell'intero territorio. Sotto il comando di Wallenstein, la Lega Cattolica respinge le truppe danesi e occupa i territori protestanti del nord. Come ricompensa, l'imperatore concede a Wallenstein il ducato di Meclemburgo. La destituzione dell'antica dinastia degli Asburgo, però, non indispettisce soltanto i principi protestanti. Nel 1627 avviene a Praga l'incontro dell'imperatore con i principi e il neonominato duca. Wallenstein, vostra grazia, mio nuovo duca di Meclemburgo. Copritevi il capo. Onore a chi merita onore. La consacrazione pubblica del favorito dell'imperatore indispettisce la vecchia aristocrazia. L'imperatore tratta quel contadino boemo come un principe del regno di antica nobiltà. È un vero oltraggio aver messo il ducato di Meclemburgo nelle mani di quel popolano. Aldringen, la sua presenza ha condotto alla vittoria? Potrebbe Wallenstein, con l'appoggio dell'imperatore, ottenere un giorno il comando sui principi? È ciò che temono anche i cattolici. Il nostro imperatore sta forse tentando di sbarazzarsi dell'aristocrazia per regnare da solo come il re di Francia. È evidente che mira a una monarchia assoluta. Un solo imperatore, un solo impero, una sola fede. Se tutto questo fosse mai realizzabile, lo sarebbe solo con l'aiuto di Wallenstein. Ai piedi del castello di Praga, l'ambizioso generale esibisce il successo raggiunto. Ecco Palazzo Wallenstein. La sala dei ricevimenti e gli affreschi sul soffitto. Il dipinto rappresenta Marte, il dio della guerra, nella sua cavalcata verso il cielo. L'allusione non lascia dubbi. Anche le stelle sembrano volgere a suo favore. In un oroscopo l'astronomo Giovanni Keplero predice la sua ascesa, ma aggiunge un monito. Il suo successo è per molti un danno, che provoca inimicizie e conflitti. Wallenstein ricorderà spesso questa profezia. Quando si compirà il suo destino? La guerra dura ormai da 11 anni. Col passare del tempo il generale ha accumulato più perdite che guadagni. La guerra per il potere e la fede rischia di diventare sempre più ingestibile. L'avanzata delle truppe cattoliche fino alle coste del Mar Baltico provoca la Svezia protestante, che nel 1628 interviene in difesa di Stralsunda, città assediata da Wallenstein. È un avvertimento. Ma l'imperatore Ferdinando II non prende sul serio la nuova minaccia. Al contrario, pretende di riportare indietro l'orologio della storia, sottraendo al protestantesimo tutte le proprietà presenti nell'impero. So che Wallenstein mantiene ancora le nostre posizioni nel nord. Vorrebbe costruirmi là una flotta imperiale? La sovranità sui mari spetta unicamente all'imperatore. Pur tuttavia,
Non posso ancora essere soddisfatto. E come potreste? Gran parte del regno è ancora di dominio degli eretici protestanti. Che cosa dovrei fare? Dovreste pretendere la restituzione di ciò che hanno rubato alla Chiesa di Roma. È vostro diritto. È un vostro sacro dovere. Per Ferdinando, la guerra non è soltanto una questione di potere e di proprietà, è una vera e propria crociata. Su suggerimento del suo padre confessore, nel 1629, Ferdinando emette un editto di restituzione. Con l'editto di restituzione, l'imperatore pretende di riportare indietro il tempo di 80 anni. I principi protestanti devono riconsegnare alla Chiesa tutti i beni dei quali sono entrati in possesso dal 1552. Questo significa restituzione. Partendo dai possedimenti originari della Chiesa, però, i principi hanno intanto ampliato la loro influenza sui territori circostanti ed è difficile riportarli alle dimensioni dell'epoca. Cartina di tornasole della politica della restituzione diventa Magdeburgo, una città con una lunga storia. Nel X secolo l'antico agglomerato sassone è diventato sede vescovile della Chiesa di Roma. Ma nel XVI secolo i protestanti si sono impadroniti di tutti i beni della Chiesa e hanno trasformato Magdeburgo in un baluardo della Riforma. Nell'estate 1629 la città è assediata dalle truppe imperiali. L'editto di Ferdinando deve essere imposto con ogni mezzo. I cittadini di Magdeburgo sanno che se la loro resistenza fallirà, la riforma verrà rimessa in discussione anche nel resto della Germania. I rappresentanti della città vogliono trattare con Wallenstein, che ha il comando sul campo. Vostra Eccellenza, non possiamo onorare le vostre richieste. Wallenstein pretende 200.000 talleri per il compenso delle sue truppe. In cambio si dice disposto a interrompere l'assedio. Se dimostrerete rispetto verso l'imperatore, vi sarà abbuonato il denaro che dovete a me e alle mie truppe. Questa proposta vi fa onore, ma l'editto significherebbe la nostra fine. Non si arriverà a questo. L'editto non può avere alcun effetto. Vi prometto che non vi accadrà nulla. Wallenstein promuove ora una sua politica personale. Confido nelle vostre parole, ma se non avremo la vostra protezione, ci rivolgeremo agli svedesi. L'editto dell'imperatore rappresenta un pericolo anche dal punto di vista di Wallenstein. Egli teme che i protestanti trovino davvero un sostegno esterno. Vostra Eccellenza! Un'alleanza con gli svedesi? L'imperatore rischia di giocarsi tutto. Se spezza la pace tra le religioni, rischia di scatenare una nuova guerra. Wallenstein ha altri progetti. Wallenstein voleva che il suo esercito non fosse costretto a inutili sacrifici. Faceva quindi attenzione che la sua armata, il suo capitale aziendale, non fosse messa in pericolo in modo insensato. Perciò si oppone all'imperatore quando intuisce un simile rischio. Il contrasto tra l'imperatore e il generale si inasprisce a Regensburg. Nel corso di questo incontro, i principi cercano di sfruttare la situazione a proprio vantaggio per minare il rapporto tra il monarca e il generalissimo. Per i principi sono diventati entrambi troppo potenti. L'imperatore grazie a Wallenstein e Wallenstein grazie all'imperatore. Il malcontento si diffonde anche tra i sovrani cattolici. Wallenstein viene dipinto come un traditore perché osa disattendere l'editto di restituzione. I principi elettori cattolici intendono ricordare a Ferdinando che l'imperatore è tenuto a consigliarsi con loro e, prima di tutti, con Massimiliano I di Baviera. Maestà imperiale, la nomina di Wallenstein a comandante supremo e lo schieramento delle sue armate sono avvenuti senza la nostra approvazione. Non è l'imperatore, bensì un suo consigliere a giustificare quella decisione.
Se non avessimo agito rapidamente, sarebbe stato tutto perduto. Ma Wallenstein abusa del suo potere insolitamente smisurato per depredarci. Non ha risparmiato neppure i beni della Chiesa. Ma altrimenti come avrebbe potuto schierare in fretta un esercito così vasto e mantenerlo? Si è rifiutato di attuare il vostro editto, maestà. Volete difenderlo anche in questo? Ma secondo voi chi dovrebbe sostituirlo? L'imperatore riconosce a Wallenstein i suoi meriti, ma data la situazione vuole evitare di inimicarsi i principi. Io, Ferdinando II, imperatore del Sacro Romano Impero della nazione germanica, re di Boemia... Arrivate al punto. Non volendo provvedere a un ridimensionamento della vostra autorità, vi riteniamo sollevato dal vostro incarico. Onoreremo i vostri servigi e vi assicuriamo per sempre... Questo mi solleva dal compito di affrontare gli svedesi. Ma si pentirà di avermi congedato. Wallenstein è congedato, ma un altro potente personaggio sta per mettere piede sul suolo tedesco. Re Gustavo Adolfo II di Svezia approda con la sua flotta a Usedom nel luglio 1630. Ha diverse ragioni per essere lì. Tra le motivazioni che spinsero Gustavo Adolfo a penetrare nell'impero c'era quella di contrastare la posizione dominante dell'imperatore nella Germania settentrionale. Inoltre c'erano in gioco interessi di carattere religioso. La casata dei Vasa, rappresentata da Gustavo Adolfo, così come tutto il regno della Svezia, si considerava pioniera della causa protestante. In sintesi, lo scopo è duplice: espansionismo e missione religiosa. Magdeburgo, sotto assedio, è una delle prime città tedesche a coalizzarsi con gli svedesi, ma viene attaccata prima dell'arrivo degli aiuti. Le truppe comandate dal conte di Tilly lasciano dietro di sé un bagno di sangue. In città si scatena l'inferno. Dei 35.000 abitanti, 1 su 2 è ucciso nel massacro. Intorno a me solo morti. Incendi, saccheggi, massacri e violenze. Migliaia di persone innocenti, donne e bambini, vengono trucidati e giustiziati senza pietà. Non ci sono parole per descrivere questo orrore, né esistono lacrime a sufficienza da versare. Così riferisce un testimone oculare. Ecco le testimoni silenziose della catastrofe, conservate nel Duomo di Magdeburgo. Sono sopravvissute a quell'orrore, ma ancora oggi sembrano piangere la caduta della loro città. La distruzione di Magdeburgo è considerata la più grande catastrofe della guerra dei 30 anni. Nell'accampamento protestante lo sgomento è tale che si formano subito le prime coalizioni. Gustavo Adolfo voleva approfittare della guerra nell'impero per consolidare il suo dominio personale nell'area del Baltico e si presenta quindi ai protestanti tedeschi come il salvatore della fede e il difensore della libertà. I principi protestanti in realtà non vogliono affatto essere salvati da lui. È solo il sacco di Magdeburgo a spingerli per certi versi fra le braccia degli svedesi. Inizia così una marcia trionfale senza precedenti degli svedesi attraverso l'impero, che li porta fino in Baviera. Gustavo Adolfo sembra a un certo punto voler prendere addirittura il posto dell'imperatore. I protestanti vedono ora nel re svedese il loro salvatore. Sotto il suo comando si assiste a una svolta nelle sorti della guerra. L'esercito imperiale non ha i mezzi per opporsi agli svedesi e ai loro alleati. La profezia di Wallenstein sembra avverarsi. Sotto lo sguardo di Gustavo Adolfo, i cattolici della Baviera subiscono la vendetta dei protestanti. Per le violenze usate contro la popolazione rurale, gli svedesi non sono certamente da meno dei soldati imperiali. Una delle tecniche di tortura più temute della guerra dei 30 anni era la cosiddetta bevuta svedese. I mercenari svedesi facevano deglutire ai loro prigionieri dei liquidi per mezzo di un imbuto finché le vittime non ne avevano lo stomaco rigonfio. Poi colpivano loro la pancia con tavoli di legno oppure vi saltavano sopra finché i malcapitati non vomitavano tutto.
Questo è solo un piccolo esempio delle brutalità della guerra dei 30 anni, nella quale nessuna delle due parti, né i cattolici né i protestanti, ha risparmiato all'altra violenze e soprusi. A Monaco, a questo punto, si teme una vendetta per i fatti di Magdeburgo. Per evitare il pericolo, nel maggio del 1632, i sindaci consegnano a Gustavo Adolfo le chiavi della città. Il re di Svezia passa in trionfo l'Isartor ed entra a Monaco, la roccaforte cattolica. Dove si fermerà la sua avanzata? Vienna, dove risiede l'imperatore asburgico, non dista più di tanto da Monaco. Gustavo Adolfo vuole forse iscrivere il suo nome nell'illustre schiera degli imperatori e diventare l'imperatore protestante della nazione germanica? I cattolici sono in grave difficoltà. Non solo in Baviera è necessario l'intervento di un salvatore. E spunta di nuovo il nome di Wallenstein. A Lützen il generalissimo sale di nuovo sul palcoscenico della guerra e ancora una volta assume la guida dell'esercito imperiale. L'imperatore, pentito, gli ha di nuovo affidato il comando supremo. Gli svedesi intanto gli hanno sottratto il Mecklenburgo. Il generale intende ora sfidare Gustavo Adolfo sul campo, in quella che sarà la battaglia decisiva. Wallenstein ha elaborato un accurato piano di battaglia. Adotta una strategia basata sulla difesa. Affronterà gli svedesi disponendo le sue truppe in reparti ben scaglionati. I due avversari si equivalgono. Il 16 novembre 1632 alle 10 del mattino esplodono i primi colpi di cannone. Ciascuno dei due schieramenti è composto da 18.000 uomini. Fuoco! È morto! I suoi uomini sono in fuga! Proprio Pappenheim! Chi non sarà capace di mettere ordine tra quella gentaglia conoscerà il boia sul patibolo! Avanti! La fortuna sembra voltare le spalle a Wallenstein. Assumo io il comando della sua ala! Bene, piccolomini, ma rapido! Non intendo cedere di fronte a Gustavo Adolfo neppure di un passo, piuttosto la morte! Gesù Maria! Gesù Maria! Le truppe imperiali sono pronte per la battaglia di liberazione. Gustavo Adolfo risponde con una grande potenza di fuoco. Avanzare! E conduce personalmente la controffensiva. Nella polvere del campo di battaglia, il re perde l'orientamento. Gustavo Adolfo cade in una trappola mortale. La sua morte sul campo di battaglia di Lützen segna l'inizio di un mito. La giubba di pelle indossata da Gustavo Adolfo nella battaglia contro Wallenstein diventa per i protestanti una reliquia. Un solo colpo, mortale, alla schiena. In un primo momento, i protestanti negano la sua morte. Solo molto tempo dopo la battaglia, Gustavo Adolfo, trovato con indosso la camicia intrisa di sangue, verrà dichiarato martire. Sul campo di battaglia, i colpi di cannone degli svedesi infuriano a tal punto che lo stesso Wallenstein rischia di morire. I colpi di cannone nemici gli esplodono tutti intorno. Solo quando è ormai sera i cannoni tacciono. Quando torna in sé, Wallenstein si rende conto di essere appena scampato alla morte.
Guardandosi intorno, per la prima volta è colto da un dubbio. Molti dei suoi soldati hanno pagato la sua ambizione con la vita. Per l'imprenditore della guerra, combattere non ha più alcun senso. La battaglia di Lützen rappresenta anche per lui una svolta. Di 36.000 combattenti su entrambi i fronti, ne rimangono in piedi poco più di 8.000. Il re di Svezia è morto e tuttavia nessuno ha ancora vinto. Wallenstein cerca una via d'uscita. Nella sua residenza di Gitschin, in Boemia, organizza una riunione con intenti cospiratori. Vuole trattare con i protestanti. Abbiamo bisogno di un equilibrio definitivo tra i cattolici e gli evangelici. Con l'imperatore questo è impossibile, è lui il colpevole di tutto. Se non torna la pace, tutto sarà perduto. Ma, vostra grazia... Non ci si può fidare dell'imperatore. Lo sapete per esperienza diretta. Dove volete arrivare? Avete già dimenticato il vostro congedo? Sta forse pensando di cambiare fronte? Purtroppo l'imperatore crede più al suo padre confessore che al suo intelletto. Wallenstein, perché ci affrontiamo ancora in battaglia? Con voi la trattativa di pace è più facile che con l'imperatore. Wallenstein non vuole più legarsi a nessuno. Si considera padrone di se stesso. Wallenstein, nei suoi ultimi giorni da generale, cerca di raggiungere il suo scopo, ovvero di rendere il suo esercito un organo di potere autonomo. Si allontana sempre di più dalla corte imperiale e porta avanti la propria politica. Agisce di sua iniziativa, così l'imperatore diffida sempre più di lui. Il punto di rottura nel rapporto tra i due viene raggiunto quando Wallenstein fa giurare dai suoi ufficiali fedeltà alla sua stessa persona, senza neppure nominare l'imperatore. È la famosa svolta di Pilsen. Quando l'imperatore lo viene a sapere, lo considera un oltraggio. Wallenstein vuole assicurarsi la fedeltà dei suoi uomini. Perché? Dal suo ambiente ci riferiscono che mira alla vostra corona. Una congiura. Ma Wallenstein mi è sempre stato fedele, è stato la mia salvezza contro i danesi e si è schierato con me contro gli svedesi. Gli svedesi ora assediano Regensburg. E il generalissimo non interviene. Ho ordinato a Wallenstein di scacciarli. E cosa fa invece? Tratta addirittura con i nemici. Dovete porre fine a questo. Una volta per tutte. Ferdinando deve decidere. Il verdetto dell'imperatore per Wallenstein è l'esilio. Ferdinando teme il generale più di quanto non si fidi di lui e ne decreta l'uscita di scena. Wallenstein si rifugia a Eger, nella sua Boemia. A casa del comandante del presidio cittadino si sente al sicuro, per il momento. Sa di essere braccato. Ma non immagina quanto siano vicini i suoi inseguitori. Preferisce non rendersene conto. Le forze nemiche citate dal suo oroscopo stanno forse per trionfare? Alla fine saranno i suoi stessi soldati a dargli la caccia. Toglietevi di mezzo! L'imperatore promette loro il pagamento di una taglia. Devono consegnargli Wallenstein vivo o morto. I soldati devono decidere tra Wallenstein e l'imperatore. E hanno fatto la loro scelta. Lurido traditore! Che cosa volete?
Pietà! Non ci sarà alcuna pietà! Wallenstein muore perché non vuole più condurre la guerra per conto di altri, né tantomeno per la fede. Wallenstein era un personaggio insolito per la sua epoca. Ragionava secondo parametri economici. Per lui contavano efficienza e organizzazione. Questo però lo rendeva estraneo al suo tempo e lo faceva apparire strano agli occhi della gente, perché il diritto, la confessione, la religione non erano questioni che gli interessassero più di tanto. L'imperatore apprezzava l'enorme potere che aveva acquisito tramite Wallenstein, ma non sapeva che farsene di lui, di quel generale che non si batteva più per nessuno degli scopi che egli stesso perseguiva. L'imperatore Ferdinando, invece, continua a combattere la sua battaglia per il potere e la fede con la benedizione della Chiesa. Un anno dopo la morte di Wallenstein, però, anche lui riconosce che questa guerra non avrebbe avuto alcun vincitore e che è necessario un compromesso. Nella primavera del 1635 i principi tedeschi di entrambe le confessioni e i delegati dell'imperatore si incontrano nel castello di Praga, dove la spirale di violenza è iniziata. Sono trascorsi 17 anni dalla defenestrazione di Praga. Ora cattolici e protestanti stipulano la pace per l'amata patria, la nobilissima nazione germanica. La pace di Praga è il tentativo di stabilire una pace duratura tra le diverse confessioni nel Sacro Romano Impero. Fallisce perché si vogliono estromettere in modo categorico gli altri regni e le altre potenze europee e stipulare la pace senza la loro partecipazione. Alla fine, la pace di Praga fallisce perché non è possibile stipulare una pace duratura senza coinvolgere stati come la Francia e la Svezia. A Praga la trattativa verte su un riequilibrio di forze tra i principati tedeschi e il loro imperatore. I francesi, tuttavia, si sentono circondati dal dominio della dinastia asburgica, che regna sul Sacro Romano Impero e sulla Spagna. Così la Francia cattolica finirà per allearsi con la Svezia protestante contro il potere imperiale. Più di un terzo della popolazione civile soccomberà a questa guerra. Vittime della violenza, delle malattie e della fame, milioni di persone. Questa guerra, combattuta in nome della fede, termina con la consapevolezza che ogni ulteriore spargimento di sangue sarà insensato. Solo nel 1645, 11 anni dopo la morte di Wallenstein, i delegati delle fazioni in guerra si adopereranno per stipulare una pace duratura. I rappresentanti di tutta l'Europa si riuniranno in Westfalia, nelle città d'Osnabrück e Münster, risparmiate dalla guerra. Le trattative di pace dureranno 3 anni. Mai prima d'ora nella storia, tante potenze si erano riunite per stipulare un accordo valido per l'intero continente. I delegati lottano fino alla fine per trovare una soluzione, consapevoli che l'accordo di pace sarebbe stato raggiunto soltanto con un nuovo equilibrio di forze tra potenze e confessioni. Nel 1648 la sala del municipio di Münster diventerà teatro di uno storico accordo. Per la prima volta, in un congresso europeo, vengono stabiliti, oltre a un nuovo disegno di pace, un ordine giuridico e un sistema che riconosce l'uguaglianza di tutti gli Stati europei. Un trattato di pace che certamente non ha eliminato le guerre, ma ha evitato il ripetersi di una guerra fondamentalista come quella dei 30 anni.
I firmatari della pace di Vestfalia nel 1648 ricercano un equilibrio sia politico che religioso per l'Europa centrale. Da quel momento i trattati di Vestfalia fungeranno da costituzione del Sacro Romano Impero. La divisione delle confessioni e il frazionamento territoriale della Germania verranno messi nero su bianco. Sarà questo il prezzo dell'agognata pace. L'impero resterà una federazione composta da diversi stati guidati da sovrani territoriali. L'impero ha continuato ad esistere, ma senza diventare una monarchia centralizzata. Resterà un impero federale improntato sulla difesa dei territori. Così facendo, la tradizione federale, con le sue profonde radici storiche, riaffiora e si conferma. È una tradizione che dal XVI secolo, passando per gli avvenimenti del 1648 e del 1949, arriva fino alla Germania dei giorni nostri. La notizia del trattato di pace si diffonde in pochi giorni in tutto l'impero. Dio sia lodato. Risuona il nobile e gioioso messaggio di pace, affinché riposino le lance e le spade fermino le uccisioni. Oh Germania, innalziamo in coro il nostro canto solenne. Questo diceva un canto di ringraziamento dell'epoca. Un impero unitario con un solo imperatore e una sola fede. Questa visione politica aveva innescato una spirale di violenza inarrestabile. D'ora in avanti, sul suolo tedesco, credo e potere politico sarebbero rimasti sempre separati e la pace si sarebbe potuta costruire soltanto insieme e non contro i vicini europei.